Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buon dì. Fazendo osservazione che le paraules hanno il significato che duc e doprin, ecco, che intendono di con che parole, però per certi svolti una parola ci fa ricordare un fatto. Allora, Aurora era la perpetua che non avevano prin chi animis. Aurora era morto il pari di picciole e era là dal funerale dal pari e aveva sentito chiantare lux perpetua luce a te. E non voleva essi clamate perpetue, si offendeva, lei la chiamava perpetua perché che dal plevanve, no, perpetue no con Aurora. Sicché è manchiate e è venuta qua Sandra. Allora gli hanno domandato se potevano clamare perpetue. Ah sì, ha detto che. Allora il primo contratto a tempo indeterminato che hai, clamaimi perpetue. Vedete, anche voi altri sapete sicuro certi speraulis che us riguardino fatti precisi delle vostre vite e hanno un significato che va al di là di quel che duce doprin. Buone giornate e buone vite.